Mi presento brevemente, Lorenzo Tolotti, Field Marketing Specialist per Adama Italia. Ringrazio il forum per darmi la possibilità di presentare Folpan Energy, un nuovo formulato a disposizione della viticoltura per la difesa nei confronti della peronospora. Vediamo subito la scheda tecnica del prodotto. Si tratta di una miscela in formulazione SC, quindi una formulazione liquida, di folpet e fosfonato di potassio. È registrata nei confronti della vite da vino su peronospora con un numero di applicazioni in etichetta pari a 5 ed un periodo di carenza di 28 giorni. La dose applicativa ha una forchetta tra i 350 e i 400 ml ettolitro per una dose massima ammessa di prodotto pari a 4 litri ad ettaro. Ciò significa che andando a effettuare un rapporto tra la dose ad ettaro applicativa e le concentrazioni dei due principi attivi presenti all'interno del prodotto, con un trattamento di Folpan Energy riusciamo ad applicare la piena dose dell'ingrediente attivo folpet e un'elevatissima dose di fosfonato di potassio. Folpan Energy si va quindi ad aggiungere a quella che è la nostra Folpan Family, la Folpan Family di Adama. Questo perché Adama da sempre è stata la leader, e lo è tuttora, della produzione di prodotti base folpet, crede fermamente in questo prodotto come prodotto principale per andare a impostare le difese antiperonosporiche, sia per l'azione esclusiva e eccellente nel confronto della peronospora, che per l'azione secondaria nei confronti di escoriosi, black rot e botryte, che sempre più saranno presenti all'interno dei nostri vigneti, visto la continua carenza di prodotti, in modo particolare quelli multisito. Quindi Folpan Energy si va ad aggiungere ai nostri formulati Folpan 80 VDG, quindi Folpan 800 grammi chilo, e Folpan Gold, miscela storica, Native Gold, determinata appunto da questa nostra formulazione d'alta qualità, folpet e metalaxyl. La Folpan Family consente all'agricoltore di avere la sicurezza di andare ad affrontare le fasi della difesa peronosporica più difficili, quindi quelle dalla ripartenza vegetativa fino alla prechiusura a grappolo, nel migliore dei modi, andando a alternare o ad utilizzare i diversi formulati a seconda delle tempistiche, quindi andando ad inserire Folpan, Folpan Gold e Folpan Energy e mantenendo le miscele nel periodo più difficile, quello della prefioritura all'allegagione. L'attività del prodotto è identificata da questi due ingredienti attivi che sono ben noti alla viticoltura, che sono fosfonato di potassio e folpet, quindi va ad ottenere un effetto sinergico dal fosfonato di potassio con un'attività traslocata all'interno della pianta, quindi un'attività sistemica che raggiunge tutti i tessuti della pianta sia in modo acropeto che basipeto, con un'azione diretta ed indiretta nei confronti del fungo, quindi anche un'induzione di resistenza, e l'attività del fungicida per eccellenza di tipo di copertura, quindi un multisito che va a bloccare e a creare una barriera protettiva sulla superficie fogliare della pianta e del grappolo, e quindi va a inibire la germinazione del micelio fungino. Tramite Folpan Energy abbiamo ottenuto una sinergia di questi due formulati, di questi due principi attivi, quindi l'azione sistemica del fosfonato di potassio va a stabilizzare il folpet sulla foglia, quindi va a garantire un maggior contatto del principio attivo folpet sulla superficie fogliare e a fare una barriera ancora più efficace, quindi ad andare ad allegarsi meglio alle cere della foglia, e il fosfonato di potassio trasmette la capacità di difendersi anche tutti quei tessuti che si vanno a generare in epoca successiva al trattamento, quindi 1, 2, 3 giorni dopo al trattamento, proteggendo i meristemi e proteggendo la vegetazione in un periodo in cui la pianta è in continua crescita. Perché Folpan Energy? Folpan Energy perché è una soluzione innanzitutto versatile per il viticoltore, un'unica tank, un unico formulato in grado di andare a completare le esigenze del viticoltore che deve affrontare la difesa, un formulato di elevata qualità. Infatti abbina a una dimensione delle particelle micronizzate molto omogenee, quindi in grado di avere il massimo tra la superficie trattata e il prodotto applicato, quindi il massimo di copertura, e una formulazione in sospensione concentrata che
va a eliminare tutti quegli aspetti negativi dovuti alla presenza di polveri, appunto, o a tutte le fasi preparatorie della miscela estemporanea. Tutte le prove che hanno svolto Adama, che ha svolto Adama negli anni utilizzando Folpan Energy, hanno dimostrato la buona adattabilità del formulato, sia all'essere messo in miscela con altri principi attivi, quindi Folpan Energy è uno dei partner ottimali, ad esempio nella creazione di miscele con gli insetticidi. Inoltre il prodotto non è condizionato in maniera positiva o negativa dalla presenza di una determinata tipologia di acqua di miscela, quindi si adatta bene a pH sia elevati che bassi. Riporto alcune esperienze in campo legate all'utilizzo di Folpan Energy. Negli anni il prodotto è stato testato veramente per molto tempo, quindi già dal 2014 abbiamo le prime prove che sono poi servite a completare il dossier registrativo, in cui il prodotto è stato testato in purezza, quindi andando a strutturare delle linee di difesa col solo Folpan Energy, andando al di fuori di quelle che sono le prescrizioni in etichetta, quindi andando a fare fino a 9 trattamenti durante l'annata e con intervalli di tempo tra un trattamento e l'altro definiti di 10 o 14 giorni. Questo per tirare il prodotto al massimo e per capire fino a dove il prodotto poteva arrivare nella nostra difesa. Vediamo che i risultati di efficacia che abbiamo ottenuto con il nostro prodotto sono veramente ottimali, raggiungiamo sempre più del 95% di efficacia e quindi Folpan Energy è un partner di assoluta sicurezza per le occasioni e per i momenti di maggior difficoltà della difesa. Siamo poi andati a inserire il nostro prodotto all'interno delle strategie di difesa, quindi capendo bene come impostare e in quale timing andare a impostare il nostro Folpan Energy. Riporto alcune prove, alcuni dettagli di prova, in modo particolare questa prova del 2023 svolta al Centro Studi Agrea di Ronco all'Adige, quindi ci troviamo nell'area veronese della Bassa Veronese, un'area molto vocata allo sviluppo della peronospora, e vediamo che qui Adama ha voluto mettere a confronto due strategie, una strategia con l'inserimento della Folpan Family, quindi con l'utilizzo dei diversi formulati a base di Folpet, andando poi a contrapporlo con una tesi standard in cui si sono susseguiti diversi principi attivi presenti sul mercato, insomma impostanti normalmente nelle strategie di difesa antiperonosporica. Nello specifico il protocollo della nostra tesi Adama vedeva l'inizio, l'apertura della strategia di difesa col formulato Folpan 80 VDG, seguito poi da una miscela col Folpan 80 VDG e Carson, il nostro Cimoxani, a sfruttare l'attività anche del Cimoxani, per poi passare alle due miscele, quindi 2 trattamenti consecutivi con Folpan Gold e 2 trattamenti consecutivi con Folpan Energy, chiudendo poi la difesa a seguire della fase di chiusura a grappolo con il nostro formulato a base di fluazinam, col fosettil alluminio e poi con una linea rameica. Vediamo che la tesi Adama si è differenziata per ha garantito una buona efficacia nella difesa antiperonosporica, che si è differenziata rispetto alla tesi standard in modo particolare per l'efficacia su grappolo. I dati statistici di questa prova parcellare con ripetizioni ripetute hanno dato appunto un differenziale e una maggiore efficacia della nostra strategia a base Folpet. Vediamo che per contro il testimone non trattato, il testimone assoluto, legato anche alle condizioni ambientali molto predisponenti alla malattia dello scorso anno, è risultato totalmente colpito con i grappoli 100% colpiti e quindi non utilizzabili. Riporto altre prove che sono state svolte nel 2023, ho fatto una sintesi, le ho volute mettere assieme, quindi saranno dati relativi alla media di queste 3 prove, sono state svolte nel territorio del centro-nord Italia, in Piemonte, piuttosto che nell'areale del lago di Garda, nell'areale veronese e nella terra delle Marche di Pesaro, in cui su diverse varietà siamo andati a testare anche qui la linea Folpan Energy. Qui la particolarità di queste 2 prove, di questa tesi, è l'applicazione a calendario, quindi non siamo andati a rispettare le buone pratiche agronomiche andando in modalità preventiva rispetto alle piogge, ma abbiamo tenuto dei turni fissi di 7 giorni, andando poi ad allungare il turno a 14 giorni tra un trattamento di Folpan Energy e l'altro. Questo per far sì
che riuscissimo ad identificare l'attività e la tenuta del prodotto. Abbiamo voluto forzare la tenuta del prodotto. Anche qui siamo andati a contrapporre una strategia standard di normale impostazione, insomma, diciamo, con le molecole alternative per la difesa antiperonosporica. Quello che emerge anche nella media di queste prove è l'assoluta attività della nostra linea Folpan Family, quindi un ottimo riscontro nei confronti della peronospora sia su foglia che su grappolo, che si eguagliano rispetto alla strategia standard, anche qui con una presenza molto elevata del patogeno. Per concludere, riporto quelle che sono le caratteristiche salienti del nostro Folpan Energy. È una miscela di folpet e fosfonato di potassio che sinergizza ed aumenta l'effetto nei confronti della peronospora. Folpet con una ottima attività preventiva sia nei confronti della peronospora che delle altre patologie fungine secondarie, quindi botrite, escoriosi e black rot. Prodotto che ci lascia quindi una maggior tranquillità nella difesa della pianta, anche nella vegetazione in fase di accrescimento, ci assicura una protezione di più lunga durata nei confronti della peronospora, con dei prodotti compatibile con le miscele con altre tipologie di prodotti, quindi ad esempio gli insetticidi, con residui ammessi all'interno dei disciplinari di produzione e con i residui ammortizzati e quindi la possibilità di andare ad effettuare l'esportazione dei vini. Io con questo ho concluso e vi ringrazio.